Siamo ad Adria, al mercato, salutiamo il sindaco uscente Omar Barbierato, uno tra i primi candidati sindaco per le prossime amministrative di maggio 2023. Buongiorno sindaco, ciao buongiorno Luca. Omar. Già da ottobre dello scorso anno è venuta fuori l'idea che il prossimo candidato sindaco sia ancora Omar Barbierato. Da dove viene questa volontà? Sì, il desiderio è quello di portare avanti il lavoro che abbiamo seminato in questi 5 anni. Solo di lavori pubblici abbiamo bandi per oltre 22 milioni di euro, che riguardano in realtà tutti i settori, dal risparmio energetico, dai giovani, dalle famiglie ai parchi pubblici, alla rigenerazione urbana. Quindi dal centro storico alle frazioni, ciclabili e veramente investire per le famiglie e per i servizi, dai giovani alla terza età, senza dimenticare il lavoro e quindi la formazione che è indispensabile per creare competenze che rimangano sul posto e possono rendere migliore la nostra Adria, ma il nostro territorio, una logica di area vasta. Quindi da una parte la necessità di continuare quanto già iniziato e dall'altra come trovi Adria rispetto a 5 anni fa? Allora, c'è stata una rivoluzione, penso, a livello d'Italia, Veneto e anche della nostra Adria. Adria ha dimostrato, dal mio punto di vista, di saper veramente reagire a questi momenti di crisi, una crisi che è partita tanti anni fa e che ha investito tutti i settori del lavoro, dal commercio e non solo, all'artigianato, eccetera. Però i nostri adriesi, le nostre associazioni di categoria, i nostri imprenditori hanno dimostrato di saper resistere, di sapersi trasformare. Noi vogliamo essere al loro fianco in una logica di distretto del commercio, distretto della cultura, proprio perché da soli, come singoli comuni, come singoli amministratori, abbiamo poche levi. Invece se facciamo forza comune possiamo trovare e accedere a bandi diversi. Faccio l'esempio di Audo, Autorità Urbana di Rovigo, con 13 comuni dove possiamo accedere a oltre 11 milioni di euro solo quest'anno. E da lì si parte, ciao Erminio, e da lì si parte per poter dare servizi ai cittadini e alle famiglie. Ciao. Ciao, sta bene. Ciao. Con l'augurio a tutti i candidati di poter vincere al primo turno, nel caso ciò non succedesse, con chi ti vedresti dover confrontarti per un eventuale ballottaggio? Allora guarda, noi siamo pronti, noi confidiamo di poter essere confermati al primo turno in base al lavoro che abbiamo fatto e in base al lavoro che faremo nell'informare appunto tutti i cittadini. Per il resto io auguro veramente un grande in bocca al lupo agli altri contendenti che possano portare un buon programma elettorale, delle buone proposte. E poi se sarà ballottaggio che vinca il migliore, insomma, li aspettiamo tutti comunque. Con Omar grazie e buona giornata. Grazie Luca. Da Adria con Massimo Bobo Barbuiani, anche lui candidato sindaco alle prossime amministrative di maggio 2023. Massimo, non è la tua prima esperienza di corsa da sindaco, da dove viene questo desiderio, questa esigenza? Ho percepito da un anno che c'era ancora dai miei concittadini naturalmente la volontà di ritentare ancora una volta, che sarebbe la quarta volta. 3 volte sono andate bene però. Sempre molto bene, diciamo che io sono il sindaco della gente, sai che sono in mezzo alla gente da sempre e anche in questi 5 anni praticamente ho continuato a frequentare il territorio, a frequentare le frazioni e naturalmente anche dialogare in una maniera costruttiva, soprattutto aiutando le tante associazioni, ad esempio Adria Shopping, quei famosi venerdì sera mi hanno sempre visti protagonisti, ho cercato di fare una opposizione costruttiva, diciamo. Ecco, io mi ripresento con una coalizione composta da alcune liste, c'è naturalmente la Bobo Sindaco che è la Miraglia, che compie 14 anni quest'anno, e poi abbiamo la Lega, Forza Italia, il Cantiere e noi moderati che si è associata da poco tempo. Ci riproviamo, abbiamo un bel gruppo, abbiamo anche tantissimi giovani che si sono avvicinati alla nostra coalizione, che saranno parte importantissima per cercare di riportare i giovani ad amare un po' la politica, quella buona, quella sana, quella partecipata. Rispetto a 5 anni fa, da quando è cominciata l'amministrazione Barbierato, come vedi Adria? La cosa che mi preoccupa di più è un po' che è venuto a mancare l'entusiasmo. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo nella gente, dobbiamo
far credere che c'è la possibilità veramente con delle persone alternative all'attuale giunta che si possa naturalmente dare un impulso importante per ritrovare, ripeto ancora, l'entusiasmo della gente. Con l'augurio per tutti i candidati sindaco di vincere il primo turno, qualora questo non fosse possibile, con chi ti vedresti, insomma è una previsione, però con chi ti vedresti al ballottaggio? Io penso naturalmente che il sindaco uscente abbia comunque un bacino di voti che difficilmente perderà. E io penso che sicuramente ci sarà l'attuale sindaco. Gli altri tre è una scommessa penso per tutti e tre. Allora in bocca al lupo da Adria con Massimo Bobo Barbuiani. Ciao a tutti e grazie. Da Adria con Sandra Passadore, candidata sindaco, sostenuto da una coalizione con Fratelli d'Italia, una lista dei giovani al centro, una lista Patrioti Veneto e Adria Rinasce. Grazie. Allora Sandra, buongiorno. Qual è la molla che ha fatto scattare la voglia, il desiderio di fare il candidato sindaco? Per quanto banale, pur veritiero l'amore per la mia città. Non accetto più di vedere un'Adria ferma, sapendo quante risorse e quante potenzialità. Credo nell'energia, nella voglia di fare, nella capacità e nella possibilità di un riscatto. Credo Adria già proiettata nel futuro. Rispetto a 5 anni fa siamo al termine di un'amministrazione che ha governato senza scossoni, quindi ha terminato tutta la consigliatura. Com'è Adria? Adria è più indietro sicuramente di 5 anni fa, è ancora più indietro di 10 anni fa. Non vedo sviluppo, non vedo progresso, non vedo risultati positivi che questa amministrazione possa veramente vantare. Purtroppo Adria non ha guadagnato in questi 5 anni. Adria non è cresciuta. Con l'augurio a tutti i candidati sindaco di vincere al primo turno, qualora ciò non fosse possibile, si sbilancia per una previsione di un eventuale ballottaggio? Sicuramente la coerenza che contraddistingue me e tutta la mia squadra ci vede già collocati, per cui non c'è neanche bisogno di dire chi eventualmente dovremo appoggiare ad un ballottaggio. La nostra coerenza è già parola abbastanza espressiva di quelle che saranno le nostre indicazioni di voto. E l'avversario chi potrebbe essere? Questo non si sa.